petto al mio quartiere ci sta una bruna, grassa e tonda che un piacere pare una luna. E allora quando monta il giorno di sentinella per far segni con la mia bella, che consegni mi sto a pigliare. Passa il tenente, il maggiore, il capitano, ma io col fucile in mano non me ne accorgo, no. E tante volte per far segni e non sbagliarmi resto impresentatarmi e non mi muovo più. Signori miei, il cittadino paesano quando arriva a 20 anni entra nella malizia perché è già maliziato e perciò è chiamato al servizio del governo e noi ci andiamo dentro come si può. Vi sono 3 categorie di soldati: l'involontarietà, l'arrotolamento e la chiamata. Il soldato sta nel reggimento, il quale è una parola composta da reggi e mento. Il mento sarebbe la vavera o la sguessera. Ora ci voleva una cosa che regge. Allora vicino al cheppì hanno messo una corregge che quella scorrettando passa sotto il mento e lo regge. Così è venuto da reggi e mento reggimento. Ieri quando io mi presentò il caporale di distruzione mi domandò l'andamento di corpo, se volevo andare nei cavalloleggieri, nei bersagliati, in artigliosità, arpisti o soldati del genio, ma io non stavo di genio e rifiutai. Allora lui mi disse: vorresti forse andare in fantasia? E io allora: e chiamo in fantasia e buonanotte. Giunta al ristretto, invece di darmi tutto stretto mi dettero tutto largo. Poi abbiamo fatto le distruzioni delle marce sforzate di 30 ettoletri e 146 centilitri. Dopo mi misero di sentinella fuori al quartiere, dove io mi misi a guardare la mia bella Beatrice, la quale tiene un corpo, tiene un petto, la mia Beatrice, che parlando con rispetto fa la nutrice. Ed il bimbo s'è ingrassato come un maiale, perché non gli fa male quel latte che gli dà. Quando esce al giorno pare a me una principessa, con quella pettinessa piena di palle d'oro, con quelle nocche col vestito di merletto, col bimbo stretto al petto fa proprio consolare. Oggi mi hanno messo di guarnizione vicino a un pezzo di artigliosità, poi mi hanno dislocato e sono passati in mezzo ai digeribili. E un ufficiale sta studiando l'indigeribilità dei corpi aristocratici. Prima cosa, quando un corpo aristocratico ha un gas interno non può sottoporlo, per cui lui ha bisogno di una sfogatrice. Così si è pensata alla valvola di sicurezza, che fa sfuggire il gas che si mantiene internamente. Il digeribile è composto di un involucro alluminoso metallurgico dalla forza di 50 cavalli aerei, che fanno muovere lo stantuffo di dietro all'elica roteante nell'aria crepuscolare. La forza del gas si sposta nell'angolo del trapezoide ondulatorio la parellassi simultanea, che premendo nella parete equatoriale, trascendendo nella immensità dello spazio, esce dal peristilio del parallelopipede della base ed entra nel sistema metrico decimale. Avete capito? In tempo di guerra il pallone si deve tenere quanto più è possibile alzato. Guai se un pallone se ne scende. Ma ora voglio parlarvi della mia Beatrice, con la quale ogni giorno ci vediamo nei giardinetti e parlando noi facciamo tanti progetti. Lei m'ha detto che la roba ce l'ha cardito, che lei lasciò il marito, la casa ed il maiale. In fra 6 mesi il bambino sarà svezzato, io sarò congedato, potremo combinare. Vado a Cardito dove stanno le donne belle, la quanta mozzarella che mi voglio mangiare.